Sergio Coniglio, rappresentante del Popolo della Famiglia, una lista che ha deciso di scendere in campo alla prossima tornata elettorale. Ecco, quali sono i vostri obiettivi che pensate di raggiungere e perché gli elettori dovrebbero darvi il loro consenso? Ritengo che è l'unica alternativa a quello che è ormai uno schieramento di un pensiero unico che attraversa il centro-sinistra e il centro-destra. È chiaro, questo Resartellum la dice lunga sulla immodalità non democratica di come è stata presentata la campagna elettorale verso il 4 di marzo. È l'unica alternativa perché riproponiamo pari passo tutto ciò che è il magistero sociale della Chiesa. Quindi dall'inizio della vita fino alla fine naturale, poi la famiglia che è stata bombardata, articolo 29, prima cellula fondamentale della società, maschio e femmine che generano e educano i figli. Su questa fondamentale sostanza, perché vita e famiglia sono i due deficit di cui ormai l'Italia da 20 anni denunzia, e lo dico io in quanto umile servitore della vita, mi conosce il Popolo della Vita perché ogni anno, anche oggi, anche questa domenica, il 4 febbraio, sono stato in piazza Cavour a esortare le famiglie a fare vita, perché ritornano le culle nella nostra nazione, perché sta un drammatico fatto: dai 6 anni i morti sono più dei vivi. Detto questo, ecco, la libertà educativa, cioè rimettere la scuola alla sua vitale funzione, cioè quella di educare, non lo fa più perché è ormai ingombrata da 100.000 procedure di natura burocratica, tecnocratica, ma non va più, non educa più. Probabilmente c'è un messaggio molto alchemico, direi metafisico, nel senso che la scuola non deve funzionare più per preparare i ragazzi al pensiero critico, quindi probabilmente ai manovratori di chi gestisce il potere evidentemente bisogna che la scuola non funzioni. Detto questo, quindi cosa dire? Il Popolo della Famiglia è l'unica realtà, è l'unica novità che noi possiamo avere, perché di fatto è l'unica vera alternativa a questo schieramento di pensiero unico centro-sinistra-centrodestra. Dico una cosa, è la reale conseguenza del Family Day 2015-2016, quando 2,5 milioni di famiglie hanno detto no alle unioni civili, un'unione civile fatta in maniera ideologica solamente per una minoranza di 7.000 unioni coppie omosessuali, che va il mio rispetto, però non era questa la priorità. L'appuntamento giorno 18, domenica, qui ad Agrigento, all'Hotel Dioscuri, cosa ci sarà? Sì, grazie per questa preventiva. Noi faremo la presentazione di quello che è il Popolo della Famiglia e lo presenteremo al Bypass Dioscuri di Salione dalle 10:30 alle 12:30. Ci sarà il candidato al Senato Nicola Di Matteo, che ricordo è il capolista del Senato. E poi ci sarà Laura Terrana con il plurinominale e sul seggio uninominale, quindi gli agrigentini, il popolo degli agrigentini, ecco, vedranno il mio nome, Sergio Coniglio, che ripeto con umiltà, dopo sacrificio, dopo 3 nottate a non dormire, ho messo la mia faccia, il mio modo di essere, no, e quindi daranno questo contributo, se lo vorranno, al mio nome.